Buongiorno e grazie per questo caloroso benvenuto. Ciao a tutti i radioascoltatori. Grazie Eva, quando Licia Gargiulo ieri sera mi ha comunicato che Valentina De Amicis, la regista di Io più te, purtroppo ha avuto un piccolo problema familiare e mi ha detto: guarda, assolutamente Eva è la benvenuta, soprattutto perché ti abbiamo seguito in questi anni ed è stata veramente una carriera strepitosa. E poi perché, permettimi un po' di campanilismo, hai fatto il centro sperimentale di cinematografia a Roma. Certo. Vabbè, io questa cosa la devo dire, quindi... Per forza. Poi hai fatto pure la Silvio D'Amico, mi risulta. Non eri contenta? L'ho pizzicata. Ogni volta mi fanno questa curiosità. Perché normalmente sono due fazioni, cioè o sei Montecchio o sei Capuleti, invece Ecco. tu stai tutte e due. Beh, in realtà si completano molto. È vero. Dicerie. È vero. Ma Eva Cela è con noi per parlarci di un film, perché si avvicina San Valentino, questo momento Cosa mi magico regalerai? per gli innamorati. Ah, non era questo l'argomento? No, Ok, no, scusa. esce Io più te, il nuovo film di Valentina De Amicis, prodotto da Roberto Venuso e Federica Artiano per la Genesis. È una storia d'amore intensa. Dici subito quale ruolo interpreti, Eva. Il mio ruolo è quello di Emma e se volete vi dico qualcosa in più sul personaggio. Emma, diciamo che all'interno del film è la migliore amica di Leo, che è interpretato magistralmente da Matteo Paolillo, e all'interno di questa storia, di questo mondo molto instabile in cui ecco, le relazioni sono vacillanti, Emma sì. rappresenta proprio la normalità, il mondo reale. È una donna che lavora, che gestisce un luogo dove appunto queste storie, questi incontri all'interno del film avvengono, e anche tante illusioni. È una donna matura, pratica, matura anche sentimentalmente parlando. L'ho trovata strutturata, Eva. Io ho visto il film, ho avuto il privilegio di avere la copia per i giornalisti e devo dirti, sei stupenda nel tuo ancoraggio a questo personaggio che è molto vacillante, proprio combattutissimo. Ricordiamo l'altra attrice è la nostra Ester Pantano, per cui è un po' come se tu facessi da contraltare, no? C'è il suo luogo sicuro. Esatto, infatti a me piace moltissimo riuscire a capire qual è il mio personaggio anche leggendo tutti gli altri, non solo Brava. per distinguerne le sfaccettature, ma proprio per conoscere meglio anche il mio di personaggio, perché anche in base a quello che viene detto dagli altri riesco a capire meglio anche io chi sono, perché è molto complicato, delle volte hai poche scene, hai poche battute, hai poche situazioni per riuscirlo a capire, invece tramite le parole degli altri riesci a capirlo meglio. Noi vogliamo capirne di più di Io più te e possiamo farlo guardando e ascoltando il trailer, ecco, che arriva sia alla radio sia per chi ci segue in radiovisione attraverso il sito radioin102.it. Posso farti un drink? Buono? Non ho capito, che problema hai? È un mese che lavoro qua e ogni volta sei con un uomo diverso. Tu invece di cosa ti occupi? Vieni in negozio da me, ti faccio provare delle belle cose. Non mi piacciono le cose fisse. Magari con me è diversa? Diversa sicuramente, perché ogni volta cambia il nome e il lavoro. Chi eri oggi? Claudia, lo stesso. Ok, questo però è inquietante. Esci con me. Sembra che insieme non c'entrino niente, e invece. Perché non mi dici la verità? Ho visto un uomo. Mi dispiace. Ti dispiace? Mi dispiace Non è davvero. vero, non è vero, non ti dispiace. Leo, apri sta cazzo di porta. Ma fa via.
Lei non aveva niente di sbagliato, però forse non era per te. Per l'altra sera non c'è bisogno che ne parliamo di. A volte mi dimentico di respirare. Ho paura di sprofondare e di risolvere i problemi. E allora taglio tutto. Mi viene bene, benissimo. Come il lavoro. Forse la tua felicità non è qui. A caso abbiamo appena ascoltato Origami all'alba. Fra i cui interpreti c'è anche Matteo Paolillo, che è coprotagonista insieme ad Eva Cela, che è in collegamento con noi, del film Io più te, di cui vi stiamo parlando in questo momento. Come è andato questo rapporto di coppia così passionale, così turbolento con questo collega? Beh, benissimo, anche perché con Matteo ci conoscevamo già prima, avendo frequentato anche lui il centro sperimentale, e già avevamo avuto modo di sperimentare il divertimento all'interno di quella struttura che è proprio un parco giochi. E che poi è cristallizzata 50 anni fa in termini scenografici, Eva. Esatto. Con tutto il marroncino, guarda, io non vedo l'ora di scapparmene quando ho le riunioni mensili lì su Roma, ti prego, vai. No, quindi dico, è stata veramente è stato bello, anche perché il set in realtà era un set intimo e questo era dato anche dal fatto che eravamo un cast ridotto quando si tratta di film così diciamo piccoli, ma non in termini dispregiativo, chiaramente più piccolo intendo più intimo, hai modo di relazionarti più da vicino con le persone, nonostante il tempo che corre sul set, e questo anche grazie a Valentina, che intanto spero di star sostituendo al meglio. No, assolutamente no. Siamo rimasti che la recuperiamo, comunque ci parlerà poi del film, lei che lo ha scritto e lo ha diretto, quindi è un buon modo per conoscerci, così magari sì, ci ritroveremo sì. Anche quando ci potrai raccontare di altri lavori, di nuove uscite, se ti andrà. Molto volentieri. No, ma guarda Eliana, tu che ti occupi spesso di sport, io ti do, guarda, una dritta presa dal curriculum di Eva. Ta-ta! Cioè, lei a 8 anni è stata campionessa mondiale di ginnastica aerobica sportiva. Cioè, stiamo parlando medaglia di bronzo ai campionati mondiali di ginnastica aerobica in Bulgaria, a Sofia. Wow! Sì, allora io in realtà a 8 anni ho iniziato e poi a 17 è accaduta questa cosa meravigliosa. È una passione che continui è qualcosa che continui a coltivare come passione? Immagino che a livello agonistico sia complicato tenere questi ritmi con i ritmi dei set. Esatto. Io mi allenavo praticamente mattino e pomeriggio, vivevo di quello, però poi la recitazione ha preso il sopravvento e ho dovuto fare una scelta. Ci ho messo un po' a capire, cioè ho fatto dei tentativi per capire se veramente mi piaceva, e tra questi per esempio ho iniziato a fare le comparse per riuscire a capire se mi piaceva realmente questo lavoro, che le comparse sono meravigliose ma allo stesso tempo non hanno il privilegio di un attore, quindi ho detto se io supero questa fase vuol dire che mi piace veramente. No, vabbè, Il caldo, il freddo, il gelo, mi piaceva tutto, il telefono sempre carico, quindi non mi distraeva, ho detto ok, lo voglio fare, e ho iniziato a studiare. Ha iniziato a studiare, è stata notata da grandi registi, permettimi, poco fa parlavamo di Berlinguer con Andrea Segre, ma quando Bellocchio decide il cast di Esterno Notte, la sceglie per interpretare Agnese Moro, figlia di Aldo Moro, nella sua serie che ha avuto un grande e importante successo, così come in Palazzina Laff Michele Riondino ti affida il ruolo di Anna. Mi ha molto intrigato anche Lucia da ragazza nella serie Super Sex di Netflix di Matteo Rovere, cioè quando lei ti dice mi piaceva fare la comparsa, voglio dire, mettiamo sulla bilancia anche i ruoli importanti diretta che già da sta registi collezionando importanti.
Beh, sì. Sono stati poi ruoli tutti diversi. Sì. Che ho anche, sono stati anche provini vinti in momenti storici diversi. Esterno Notte è capitato durante il Covid e quindi è stato d'animo, sì. Mandato, un set blindatissimo, sì. Insomma, tamponi su tamponi. Che periodo. Tamponi a bocca e naso, Covid manager. Che periodo. Covid manager. Insomma, abbracci non consentiti, è stato, ma poi più che altro perché ero al secondo anno di centro sperimentale, con tutte le paure che potevo avere in quella fascia d'età, insomma. Anche mi ricordo proprio che chiesi all'insegnante: ma io domani ho un colloquio con Bellocchio, che cosa mi consigli? Bellocchio che ha fatto il centro sperimentale, tra l'altro. Ha fatto il centro sperimentale, inizialmente come attore e poi hanno detto esatto. E lei mi ha detto: guarda, ti dico solo una cosa, Favino ha dovuto convincerlo. Ho detto ok, per fare buscetta. Vola. E allora ho detto ok, allora vado a convincerlo e ci ho provato in tutti i modi. In tutti i modi gli ho detto che non sarei andata via da lì se non mi avesse garantito un provino. Fantastico, ma perdonami, visto che è venuta fuori questa tua prima vita sportiva, questo atteggiamento da agonista te lo porti dietro quindi anche per i provini, per il ok, cioè perché tu ne parli, cioè parli di vincere il provino, cioè, secondo me c'è quest'animo da agonista che ti accompagna oltre a quello artistico. Perché si pensa che l'artista, inteso come un artistoide, così si sveglia tardi, ha una vita sregolata. Probabilmente c'è stato, ce ne saranno, ma io non faccio parte di quelli. Nel senso che per me, a me lo sport mi ha disciplinato. Anzi, mentre ero al centro cercavo di rendermi un po' più indisciplinata a livello artistico, di togliermi un po' di paletti, perché comunque nella ginnastica in particolare tu passi tutta la tua vita o parte della tua vita a raggiungere tra virgolette la perfezione, quindi a rendere quel... Esatto, l'aerobica è proprio quel perfetto equilibrio. Esatto. E nell'arte questo è quasi bandito, nel senso che devi, cioè per emozionare devi rompere certi schemi. Esatto. E allora io da una parte ho diciamo lo sport che mi disciplina in una routine, poi l'arte rompe tutti gli schemi all'interno, c'è anche quelle di... Però fammi dire, giusto perché gli amici dell'Accademia Nazionale d'Arte e Drammatica poi non si offendano, fai delle esperienze bellissime al Festival del Due Mondi a Spoleto e alla Biennale di Venezia, in particolare in questo con 5 spettacoli sotto la direzione artistica di Antonio Latella. Anche questo un valore aggiunto che si aggiunge alla tua carriera. Sì, è proprio la Biennale di Venezia è freschissima, eravamo diretti da questo grandissimo pedagogo che è il primo che mi ha dato fiducia, Latella. Selezionato per entrare a far parte di questo biennio fantastico della Silvio D'Amico, e in cui eravamo solo 6, per cui è stato un lavoro veramente duro. Meraviglia. 2 anni, 10 spettacoli in 2 anni sono tanto. Porca miseria. Tra cui e quando eravamo in Biennale eravamo la direzione artistica della Biennale affidata a Willem Dafoe, che io sento ancora. È venuto a vedere tutti gli spettacoli e ha amato proprio meraviglia il lavoro. Bello. Eva. Uno degli spettacoli durava 7 ore. Come? Oh mamma. Peggio della corazzata Potionchi. Poteva durarne 24. Ah, bene. Oh mamma mia, questi sì che sono banchi di prova da superare. Eva, grazie per averci dedicato questo tuo tempo. Speriamo di ritrovarci presto alla prossima uscita in sala, al prossimo appuntamento in teatro. Intanto ricordiamo che il 5 febbraio esce questo Io più te da andare a vedere. Eva Cele insieme a Matteo Polillo ed Ester Pantano sono i protagonisti di questo bellissimo film diretto da Valentina De Amicis, che salutiamo e intanto ringraziamo ancora Eva e ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Ciao Eva. Sempre. Evviva, complimenti sempre.
E qui ci sono i consigli di Radio In, l'ultima pausa di questa mattinata.